La mozione che ho presentato e che è stata condivisa inizialmente dal Partito Democratico, poi dagli altri gruppi, 5 Stelle e tutto l'arco costituzionale, ha messo il centro dell'attenzione sul nodo strategico della portualità di Venezia, in particolare sulla crocieristica. Il fatto che tutto il Consiglio all'unanimità abbia condiviso questa mozione è un segnale forte che si è voluto dare perché Veneto Sviluppo, che ha in mano l'operazione adesso di cessione di quote, agisca per garantire che la governance di questo importante nodo crocieristico non solo ma della portualità rimanga in mano pubblica e quindi che il soggetto regione garantisca ancora la regia delle operazioni che vengono fatte su questo nodo strategico. La scelta di continuare su questo percorso è chiaro che dovrà trovare poi anche delle giuste scelte riguardo all'impatto ambientale. Qui stiamo aspettando che da parte del governo ci sia un'indicazione chiara su come risolvere il nodo dell'attraversamento delle crociere, ma intanto sulla governance il segnale del Consiglio è stato forte e unanime e di questo non possiamo che ringraziare tutti i gruppi consigliari. Un messaggio chiaro che va dato anche da parte della Giunta regionale al CDA di Veneto Sviluppo di attuare tutte le prerogative adesso attribuite appunto per non perdere questo tipo di situazione strategica, patrimoniale, territoriale e anche occupazionale non da ultimo, e quindi che ci siano gli estremi appunto per mantenere questa centralità rispetto a un tema appunto che è quello delle quote di VTP. E il messaggio che stiamo dando lo stiamo dando anche a livello nazionale, quindi con il decreto Madia dove si parla anche di autorità portuali, si parla di porti, e con la collega De Berti abbiamo lanciato un monito forte con degli emendamenti ben precisi che parlano di navigabilità e di accesso alla laguna, quindi tutti i temi sui quali i media e i giornali in questi mesi stanno dibattendo in modo così importante anche rispetto ad altri porti quali Genova o Trieste piuttosto Monfalcone. Quindi stiamo lavorando a 360 gradi anche con Roma nelle commissioni preposte, e il governo si è impegnato sin d'ora ad attuare entro 60 giorni un decreto apposito che vada a recepire tutte le osservazioni appunto che la Regione Veneto ha portato nel tema della portualità. Già a dicembre mi ero impegnata personalmente a formulare un'interrogazione alla Giunta proprio per chiedere la stessa questione, cioè che la Regione si faccia promotore per l'acquisto delle quote cedute in modo tale che il pubblico diventi la parte predominante della società, affinché si elimini la possibilità del privato, anche in questo caso, di esercitare il controllo maggiore su una società che è importante per tutto il Veneto e per un settore strategico a livello nazionale. Poi approfitto anche dell'occasione per chiedere alla Giunta di inoltrare una richiesta al Governo, quella di capire quali sono le intenzioni e i compiti da affidare a questa autorità portuale, che coinvolgerà non solo l'autorità portuale di Venezia ma anche altre località, e quindi avrà un'importanza veramente essenziale per l'economia di tutto il Veneto. Su questa noi abbiamo forti perplessità, ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire e spero che la Giunta si faccia portavoce di queste istanze che provengono anche dagli operatori dei porti.